Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato. Batman napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a parlare, andiamo a fare anzi pre-partita di Como Napoli che si giocherà sabato domani alle ore 16, no 16, scusate, alle ore 18. Scusate per i capelli, ma sono scombinatissimi. Domani me li vado a tagliare perché ne sopporto più, vado dal barbiere a mezzogiorno. Tra l'altro sono cresciuti molto, nonostante me sono andati a fare tipo 2 settimane fa. Cioè, guardate, no? Guarda, Abola sembra di Pizzaruano. Guardate qua. Se faccio così, no? Mamma mia, non posso fare pure codino, nato un po'. Ma poi tengo una parte più bassa, una parte più alta. Vabbè. Allora, io direi di iniziare. Allora, ovviamente oggi sarà una partita ostica per il Napoli, ma in generale sarà una partita che io ovviamente spero che il Napoli vinca, perché è la mia squadra del cuore, però non so se possa accadere questa cosa. Probabilmente ci saranno o uno 0-0 come è successo all'andata al Maradona, oppure un 1-1, oppure visto che il campo di Como, adesso non mi ricordo, no, il nome preciso dello stadio, però so che il campo di Como è un campo molto difficile, la squadra è molto difficile da affrontare, ha messo in difficoltà molte squadre. E io spero in un 2, spero in un 2, però può essere pure che c'è l'X, quindi per non rischiare, mettere il gol di entrambe le squadre, per andare proprio sul sicuro e non mettere nessuna delle due e magari rischiare di perdere oppure farvi rischiare di perdere la bolletta. Quindi io vi consiglierei di mettere un gol, X più gol magari se volete, però di base dovreste mettere gol. E per il Como, squadra di casa, potete potete mettere Douikas come marcatore, come primo marcatore. Invece per il Napoli secondo me andrà a segnare chi può segnare in questa partita? È difficilissima da segnare, cioè la difesa del Como, quando il Como è in giornata, mamma mia, ti spezzo, chi può segnare? Alisson Santos, mi è venuto mo in mente. Tra l'altro che il capitano di Lorenzo è, dovrebbe essere ritornato, dovrebbe essere pure convocato per la partita. Poi non so se giocherà, probabili formazioni per il Napoli. Allora, secondo me giocherà Milinkovic-Savic, difesa. Tra l'altro non c'è nessun ballottaggio per il Napoli, solo un ballottaggio, cioè quello tra Olivera e Cosola, ma vabbè. Difesa 3, composta da come si chiama? Rachmani, Alessandro Buongiorno e Beukema. Poi centrocampo a 4, 3-4-2-1, centrocampo, vabbè, dagli stessi, Kevin De Bruyne, cioè no scusate, no Kevin De Bruyne, Anghissà, Lobotka, e poi McTominay e Alisson Santos come due di centrocampisti offensivi. Mi sono scordato di dirvi
i due esterni di centrocampo, e secondo me gli esterni di centrocampo li andrà a fare Aben, Politano e poi Spinazzola. Poi come punta, vabbè, Oliund, che un altro poco con la lingua per terra non già va più, un po' in da tomba a Mergellina, che stanno facendo funerali. Ma vabbè, io oggi vi saluto, ci vediamo domani con un video al campetto. Vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale e di commentare tutti sulla probabile formazione e il probabile risultato della partita di domani. E oggi ci rimane, ciao, vi voglio bene.